20 settembre 2025, eccoci in Val di Zoldo, a Ponte 6, in partenza per il rifugio Bosco Nero. Ecco il bivio, qui sentiero 490 che continua, invece noi adesso scegliamo la variante verso le Susinere, 485, Casera de Zot, e torneremo questa sera da questa parte qua. Sembra essere in Consiglio qua. Ed eccoci sul pianoro delle Susinere, detto anche Pian delle Manze, e continuiamo per il sentiero 485 del CAI. Casera di Zot. Davanti a noi un bellissimo panorama con Civetta, Cima delle Sasse, il mitico Moiazza e qui lo Spitz di Mezzodì. Il rifugio Bosco Nero, che non ha molti aneddoti storici perché è relativamente recente come rifugio, e una particolarità è che non ha nessuna teleferica per portare i viveri, e quindi il sentiero che stiamo facendo adesso assieme a quello che faremo al ritorno, il 490, sono le uniche vie per portare i viveri al rifugio, e quindi un rifugio che comunque richiede impegno e fatica per portare la pappa in vetta. Ed eccoci, rifugio, Casera, Bosco Nero.
Lasciamo il rifugio Bosconero e scendiamo verso Pontesei attraverso il sentiero 490 di qua. Facciamo una breve deviazione sul sentiero comunque segnato ma non traccia 485 del CAI. Dovremmo arrivare al laghetto delle Streghe. Cascata della Casera di Zot. Ed ecco il laghetto delle Streghe, una pozza d'acqua scura dove di notte, nelle sere d'estate, si dice che riecheggiano urla e grida, risate di streghe. Pontesei. Pontesei. Siamo ricongiunti sul sentiero 490 e adesso direzione, come c'è scritto qui dalla tabella CAI, Pontesei, e siamo al pian del Mugon. Stiamo scendendo da Rifugio Bosconero dopo questa fantastica avventura anche con la cascata della Casera dei Zot e il laghetto delle Streghe.
bellissimo e buonissimo il cibo e i piatti mangiati a Rifugio Bosconero, grandissima e bellissima ospitalità di Denise e Riccardo, che ringrazierò anche nell'articolo. Grazie mille Tommaso e Giro che ci hanno accompagnato in questa fantastica avventura, e alla prossima allora. Ciao.